Camillo Mascolino al Teatro Postavecchia, regista di questo progetto Capuana P3, Chi vuole fiabe, che in questo momento stanno assistendo tanti ragazzi. Da cosa nasce l'idea di questo progetto? L'idea nasce dal fatto che diciamo che il siciliano in assoluto oramai è una lingua, perché così la possiamo definire, un po' trascurata, se non addirittura lontana oramai dalla nostra cultura, e quindi ho pensato di poter fare uno spettacolo che potesse essere uno spettacolo anche, oltre che di favole per i bambini, quindi aiutarli anche con la fantasia a cercare di allontanarsi da quelle che sono oramai che è l'elettronica che ha preso tutti i ragazzi di qualsiasi età. Ho pensato di poter fare questo spettacolo composito fra alcune fiabe di Capuana, alcune filastrocche, proverbi che il P3 ha raccolto in una raccolta molto importante, appunto fatta tantissimo tempo fa. E quindi questo è. Poi abbiamo proposto lo spettacolo alla Valle dei Templi, all'organizzazione del Monteparco, e sono stati lieti di accogliere questa nostra proposta e ci hanno offerto di poterlo fare all'interno della manifestazione del Mandorlo qui ad Agrigento. Penso che sia un'iniziativa che debba avere anche un po' più di visibilità, visto e considerato che appunto le fiabe oramai sono andate in disuso e non si raccoglie più nulla, cioè non si racconta più nulla ai ragazzini, e bisognerebbe invece tentare di abituarli a sognare, a fantasticare. Infatti all'interno dello spettacolo c'è proprio questo argomento trattato, che sì, è vero che ho tratto dalle fiabe di Capuana, però all'interno ho messo anche io qualcosa di mio per poter anche legare un po' tutta la storia. Io sono qua come Sor Optimist Club di Agrigento e abbiamo pensato di aderire a questa importante iniziativa perché conoscere le nostre tradizioni, soprattutto in siciliano, perché stiamo parlando del P3, stiamo parlando delle fiabe di Capuana, è fondamentale. Adesso la lingua siciliana, chiamiamola così, si appresta proprio ad entrare nelle scuole, perché molti di questi bambini che stanno assistendo allo spettacolo non conoscono bene alcuni vocaboli del nostro dialetto siciliano, e anche perché come Sor Optimist, a parte le iniziative che svolgiamo in questa città, mesi fa ne abbiamo fatta una alla Biblioteca Comunale di Agrigento e abbiamo proprio indirizzandola delle favole, e abbiamo fatto 3 libri dove i bambini hanno ricostruito 3 fiabe, hanno fatto i disegni e ne hanno fatto anche la storia, quindi pensiamo che sia un contributo importante e siamo presenti appunto per questo. Il Teatro della Postavecchia ha prodotto questo spettacolo dal titolo Chi vuole fiabe, per la regia di Camillo Mascolino. Sul palcoscenico avremo Giovanni Moscato, direttore del Teatro della Postavecchia, con diversi attori agrigentini, tra i quali Luigi Corbino, Susi Delicato, Giusy Urso, Donatella Giannettino, Aristotele Cuffaro. Le luci e la fonica sono di Toni Bruccoleri e la regia di Camillo Mascolino. Vi invitiamo nei giorni 8 alle ore 21, 9 alle ore 21 e il giorno 10 marzo alle ore 18 per assistere a questo spettacolo.